Benvenuti in mio nuovo video. Oggi siamo a Passocuore, vicino a Folgaria, e facciamo un giro ad anello fino a Montemaggio. Sono in compagnia di Andrea. Ciao. Questo giro qua lo avete già visto nel mio video due anni fa, che sono andato su con la Elna, ma oggi vi farò vedere un altro Montemaggio. Ciao, a dopo. La parte del percorso è sulla pista. Ci teniamo sul bordo della pista. Dimmi, chi è che galluzza il più grande a destra, non gli altri due? Dopo 600 metri qui teniamo alla sinistra per Montemaggio, un'ora. Guardate avanti a noi dei Dolomiti del Brenta. Mettiamo su i ramponcini perché è un po' ghiacciato e le ciaspe le lasciamo nel zaino intanto. Questa è la novità, ho preso il drone, finalmente. Adesso vedrete i filmati da un'altra prospettiva. La nostra vetta, cima Montemaggio, manca poco. Andiamo dall'altro lato e facciamo lo stesso sentiero del ritorno a un centinaio di metri e passiamo di qua. Andiamo via dritti e torniamo al punto di partenza. Peccato per il vento che mi ha tolto il primo volo importante col drone. Piccola deviazione, ci fermiamo qua sopra qua a mangiare il panino al sole.
e poi riscenderemo, prenderemo il sentiero a sinistra verso il parcheggio di Passo Coe. Buon appetito! Dopo pausa panino riprendiamo il cammino, ritorniamo alla macchina. È dronata, prima dronata all'aperto, vediamo cosa è venuto fuori perché sono inesperto. A questo punto noi qui teniamo a sinistra per Passo Coe, se no a destra si andrebbe verso il lago di Coe, a Base Tuono. Base Tuono di Passo Coe. Dopo 3 ore e 8 km siamo rientrati alla macchina al parcheggio. Giro semplice per tutti, anche con la neve. Ho fatto qualche dronata per la prima volta, ma è su in cima al Monte Maggio, c'era troppo vento. Sarà per la prossima volta. Voglio ringraziare Andrea. Ci vediamo alla prossima, iscrivetevi e mettete un like. Ciao!